Ci piace quest'idea e quindi provare davvero a conoscere. Muove i primi passi la Commissione regionale per la pastorale dello sport, turismo e tempo libero, momenti per intrecciare idee e costruire iniziative. La Chiesa valorizza questi ambiti, sono una palestra di vita attraverso cui testimoniare la gioia di vivere e ne intravede una potenzialità missionaria. L'orizzonte è il Sinodo dei Vescovi che affronterà anche questi temi. Il mondo dello sport, del turismo, del tempo libero, della musica, delle arti, eccetera, è certamente un luogo da ascoltare, che forse sempre di più deve entrare anche nelle attenzioni della Chiesa, anche della pastorale ordinaria, delle nostre comunità cristiane. Ecco, sembra un mondo a lato, però molte delle persone che frequentano, anche dei nostri giovani, frequentano le comunità cristiane, fanno sport, molte famiglie vanno in giro, fanno turismo e quindi è bene che ci sia questo intreccio. Al convento di San Giacomo in Latronorio, a Varazze, si sono incontrati per la prima volta una rappresentanza delle 7 diocesi liguri e il vescovo delegato della pastorale, Monsignor Nicolò Anselmi. Avvertivamo un po' l'esigenza di ritrovarci e poi iniziare a parlare insieme di quanto lo sport possa essere importante non solo per la vita della Chiesa, ma per la vita della gente. Quindi iniziare a mettere insieme su un tavolo iniziative, percorsi, progetti che possano far crescere in umanità chi si occupa di sport, chi lo pratica e chi lo vive. Lo sport è espressione della ricchezza dell'essere, come scriveva nel 2018 il Dicastero Laici, Famiglia e Vita. Occorre recuperare la sua gratuità, la sua capacità di stringere vincoli di amicizia, dialogo e apertura. Testimonianze in questo senso sono arrivate ad esempio dalle Olimpiadi di Tokyo. Gianmarco Tamberi e Mutat Barshim che si consegnano a vicenda la medaglia. Bellissimo anche questo gesto. Ci auguriamo che veramente tutti i ragazzi, i giovani del mondo abbiano questa possibilità di vivere momenti di sport come momenti di fraternità, momenti di crescita dal grande significato educativo e quindi anche evangelico, perché la fraternità ha qualcosa a che vedere con l'insegnamento di Gesù.